Ciao Fabio, come stai? Buongiorno. Oggi c'è un bel gruppo per il fuoco, eh? Eh sì, c'è il Marco che ne sta guardando due di colpo. Ciao Siete ragazzi. su Merite su fuoco? Sei su merito su fuoco. Come va? Ecco Andy, c'è su che tu del bento, ma ci da fare, uso da bruciare tutto. L'hai trovata la chiave? Trovata ragazzi. Dobbiamo fare il benvenuto. Ma in ginocchio? In ginocchio da te. Dall'ora, dai menir. Sono molto contento perché dopo la giornata ventosa di ieri notte, oggi invece si è aperto il cielo, la giornata è bellissima, quindi adesso mi toglierò il maglione per scoprire anche io il logo di Archeosarrabus. Cosa dire? Nuova giornata di polizia archeologica, qua siamo tra l'altro in una zona turistica, siamo a 2 passi dal centro di Costa Rei, quindi una zona che probabilmente ritroverà nuova vita, no? Verrà visitata e quindi siamo molto felici di questo, di ridare quest'area, di ridarla prima ai nostri concittadini e poi tutti gli ospiti che verranno d'estate. Oggi quanti siamo? Una ventina? Eh sì, più o meno 20-25, sì. Anche oggi c'è una bella partecipazione, ragazzi arrivati da Gonnesa, da Guspini, quindi anche oggi diciamo l'invito è stato accolto. Ci stiamo affumicando. Meglio, bello così. Come va quella zona? Ho pulito i 3 menhir. Ah, ottimo. Mi devi dare le indicazioni per collegarla a qualche posto. Certo, sicuramente c'è da fare il sentiero che arriva fin qua, lo sai. Ce l'è del logo. Non solo, il sentiero che collega sia qui ai menhir che ha pulito Nazario che a quelli di Martino e Fabio. Ci sono molti soci nuovi, molti volontari nuovi, gente da altre regioni storiche della Sardegna che vogliono emulare le nostre iniziative, questo ci fa molto piacere. Presidente e Il vicepresidente. nostro Presidente e vicepresidente. Quindi oggi vi presentiamo al nuovo direttivo così all'opera. Valutate direi, questa nuova squadra. Pone su fuoco tutto. No, comunque Beh, sarebbe una pulizia veloce. quello sicuramente, però noi cerchiamo come la scorsa volta abbiamo detto di evitare che prenda fuoco tutto, altrimenti è Non lavoro serviamo più a fatto. niente, esatto. Esatto, e poi chi si diverte a tagliare? Certo, bello il bello. Ok, adesso andiamo a vedere gli altri gruppi. Parlando per il futuro progetto di Archeo Sulcis, Esatto, un figlio di Archeo Sarrabus. esatto, una costola. Noi ci avviciniamo, siamo lì addetti, ecco, adesso magari più che altro la cosa è fare amicizia, dall'amicizia parte tutto quanto. Esatto. Oggi ci divertiamo qui e la prossima volta Magari venite voi nel... other side. Io spero per Archeo sì, per Nuraghesan a Sant'Adi. L'Uraghesan Sant'Adi. Sì, è prevista la pulizia del Nuraghesan a Sant'Adi. Abbiamo già le autorizzazioni da parte della soprintendenza, del comune e anche la disponibilità di diverse associazioni locali. Quindi Però se vediamo. riusciamo magari a mettere questi ragazzi in contatto Esatto. anche con loro, così. Sì, ne stavamo già parlando, infatti, proprio per iniziare a collaborare da subito. È una pietra naturale, quindi anche la cavità è naturale, ma non è qui per caso, è stato sicuramente posizionato in questo punto per un utilizzo. Ora dire Che cos'è? per cosa, non penso qualcosa di sacro, penso più qualcosa di pratico, tipo usare dell'acqua Comunque per lavare una qualcosa, bella insomma, pietra. una bella pietra, una bella vaschetta per l'acqua. Per i bambini. Sì, per lavare i bambini. Sì, può andare. Sai, sono quelle son capanne, anche questo sarà da pulire, no? Sì. Vada larga la strada, Vada fai larga, non li butto giù tutto, perché sennò l'anno prossimo è stato il tubbio.
Continuiamo alla spola. Benzina buona ne abbiamo. La benzina. Fogo! Fogo! Ci Avviu sulla che spro. piscina. Sulla che spro cos'è questo? Ah boh. Finalmente si vede qualcosa. Telecamera più non posso. Che dici, soddisfatto Nazario? Così uno può venire a farsi una passeggiata. Ma che è una strada. Che uno di noi si ricorda di portare un rastrello. Tesoro. Siamo proprio delle bestie. Attenzione. Com'è faticoso? Vero? Confermato. Siete sicuri, tipo il matrimonio, no? Siete sicuri di voler portare avanti questa convivenza? Questo è un giuramento. Ehi, Assolutamente sì. sì, lo voglio. Soddisfacente, cazzo. Vero, è bellissimo. Guardate un attimino, già lavorare a fianco a questi tre menhir è sensazionale. Poi per quando siamo stanchi per ricaricarci basta toccarli un pochettino. Senza guanti perché sennò scarica, capito? Ehi, è isolante, capito? Come sta? Come mai non è Signor venuto? Dommi oggi è andato a documentare in Gallura. Essa, diavolo. Eh sì, hanno un traballatore in mano. Sta facendo delle belle cose, sono molto contento che l'abbiamo coinvolto l'anno scorso, 2 anni fa. Per ora da quello che riusciamo a vedere appunto ci sono una serie di pietre fitte simili a queste due che sembrano a prima vista dei menhir, probabilmente lo sono anche stati in passato, però da quello che si vede attualmente si tratta di un sito di periodo tardopunico romano. Almeno da quello che si vede in superficie. Queste pietre fitte fanno parte di muri a telaio di periodo appunto punico romano, quindi di un opus africanum, quindi una tipologia costruttiva usata già nel Nord Africa e poi un po', insomma, abbastanza diffusa anche in Sardegna. A volte utilizzavano delle pietre lavorate, squadrate, altre volte si utilizzavano pietre naturali simili a queste. Non è da escludere che in passato, in precedenza rispetto all'insediamento romano ci fosse un insediamento preistorico. Ora, da quello che si vede attualmente non è possibile dirlo. In passato ci sono state delle indagini di scavo archeologico da parte della soprintendenza di Cagliari, quindi qualcosa in più si dovrebbe sapere. So che hanno scavato perlomeno una tomba di periodo storico, di periodo romano, e non è da escludere che si tratti appunto del sito dell'antico insediamento romano di Susalei. Non a caso siamo vicino alla costa, vicino al mare, vicino a uno stagno, vicino a dei corsi d'acqua. Probabilmente era un sito che faceva riferimento anche a un porto. In periodo romano era normale creare delle necropoli così vicino alla spiaggia? Anche se magari... Ce ne sono almeno in questa zona, ma un po' in tutta la Sardegna, ma anche fuori dalla Sardegna, sì. Che oggi la linea di costa è sicuramente cambiata, il livello del mare è diverso rispetto al passato, quindi probabilmente in antichità si trovavano un po' più distanti rispetto all'attuale linea di costa. E poi in genere, soprattutto in periodo romano, le necropoli si trovavano lungo le strade principali, quindi probabilmente si trova più che vicino al mare, vicino a una strada romana. Qua è stata la strada romana che passa qua su, nella zona di Praniscala. Se fosse un menhir, potrebbe essere un menhir di tipo
proto-antropomorfo, insomma, che ha già una... ma come anche questo, ha un po' dei segni, cioè, questa non sembra lavorata, però ha delle forme un po' che richiamano la sagoma di un essere umano. Sempre parlando di menhir, se dovessero essere menhir, come anche questo, cioè, la forma è quella tipica di un menhir proto-antropomorfo, quindi con già una sagomatura anche artificiale, insomma, fatta dall'uomo per dargli proprio questo aspetto. Sono quegli elementi che potrebbero far pensare a un precedente sito con un allineamento di menhir. Potrebbe essere, non è da escludere. Questi si vede che sono stati restaurati, quindi rincollati con cemento e anche fissati col cemento alla base, quindi sono proprio stati ritirati su, quindi non sono sicuramente nella loro posizione originale, e questo insomma un po' può confondere le idee, sia nella loro posizione, quindi io non ci vedrei proprio un allineamento di stelle per esempio, perché essendo stati riposizionati in età moderna non sappiamo se poi come erano posizionati in origine in realtà. Ma solitamente hanno una disposizione particolare? Cioè, tu come riesci a identificare un menhir? Ma in genere il contesto che ti dice appunto che è un contesto preistorico. Questo qui, essendo stato utilizzato negli anni, insomma, potrebbe essere stato modificato in base alle esigenze dell'uomo del periodo. Sì, giusto? esatto. Poi ripeto, può essere anche l'uomo di età storica, appunto il periodo punico romano, che si è adattato anche all'esistenza di queste pietre fitte per realizzare le loro, diciamo, abitazioni, insomma, le loro strutture. Però sai, una cosa che vorrei chiarire bene è il fatto che un sito originale con i menhir ha delle disposizioni particolari o veniva utilizzata dal punto di vista sacro? Aveva sicuramente una valenza sacra, magari degli orientamenti probabili secondo, magari in base a qualche costellazione, al sorgere del sole in certi periodi dell'anno, quello è molto probabile. E si pensa in alcuni casi per esempio che segnassero anche dei percorsi sacri, questo se ne parla anche in Corsica, per esempio in Sardegna, in altri siti dove l'allineamento di questi menhir allineati potrebbero indicare un percorso sacro magari legato ai cicli delle stagioni, per esempio anche ma sono ipotesi, anche alla transumanza, alla benedizione del bestiame. Sì, no, ma ci sono casi di pietre chiamate menhir che si suppone siano per esempio l'equivalente dei miliari di età romana, o che siano stati dati come miliari anche in età romana, quindi lungo le strade. Quindi ogni volta va contestualizzato, insomma, non è che poi vedi una pietra, a meno che certo non ci siano proprio dei dati certi, tipo un'iscrizione che ti dice che è di quel periodo, che ha quella funzione lì, tipo appunto un miliare romano con delle iscrizioni, in genere ci sono pochi dubbi, diciamo. Stefano, grazie mille come sempre. Grazie a voi, grazie a te. Adesso speriamo di continuare questo posto, secondo me bisogna farlo fruire alle persone. Certo, merita. Già oggi abbiamo avuto 2 visitatori, 2 turisti. Sì, esatto. Ero curioso. Non erano qui, io pensavo fossero qui per aiutare, invece erano qui per una visita turistica. È un sito archeologico importantissimo, la sua forza è che è all'interno dell'area turistica più importante di Muravera, quindi Costa Rei, nello specifico siamo a Piscina Rei. È pressoché un unicum, perché noi abbiamo quest'area archeologica che parte pressoché da questa zona vicino diciamo, alle villette, alle strutture ricettive, e va a finire al mare, quindi alla spiaggia. Attraversa un altro terreno che è di proprietà di un privato, con cui siamo in contatti per cercare di pulire e valorizzare l'intera area, però quello che ci dicono gli storici e gli archeologi, abbiamo un sacco di epoche che testimoniano che quest'area era interessata fin dai secoli più remoti
Per cui come amministrazione comunale, ma anche come operatore turistico e come cittadino, ci teniamo a riprendere in mano quello che è il nostro patrimonio storico e valorizzarlo. Grazie soprattutto a voi, ai ragazzi di Archeosarrabus e Limen Sarrabus Gerrei, che nel corso degli anni hanno dato finalmente voce alle richieste del territorio per valorizzare le aree archeologiche che per troppo tempo sono state lasciate stare. Voi immaginate che quest'area qui ha avuto l'ultimo intervento di pulizia e valorizzazione nel 1985, stiamo parlando di 39 anni fa. Noi non possiamo lasciare un sito così importante con queste potenzialità turistiche, economiche e sociali senza valorizzarlo, per cui come amministrazione, come operatori turistici e come associazionismo ci siamo messi in rete collaborando, noi come amministrazione dando tutte le autorizzazioni e tutte le richieste necessarie alla Soprintendenza di Cagliari e a tutti gli enti preposti. Io come assessore all'ambiente con delega al patrimonio archeologico, a maggior ragione ci tengo particolarmente, però insomma è per tutti, è nell'interesse di tutti riprendere e valorizzare la bellezza delle nostre peculiarità, della nostra storia. Questa è la testimonianza in una giornata bellissima di pulizia tra volontari, associazioni, amministratori. Si è iniziato a riprendere, a valorizzare un sito archeologico che, ripeto, è facilissimo da visitare perché siamo praticamente dentro Costarrei. Si può arrivare tranquillamente a piedi, possono visitarlo bambini, possono visitarlo anziani, chiunque. È a 100 metri dalla spiaggia, per cui in tutto l'anno è possibile visitarlo. Questo è solo un inizio di quello che è la valorizzazione del sito. Contiamo successivamente di avere altre giornate di pulizia e valorizzazione, perché ripeto, oggi abbiamo pulito solamente un decimo, un quinto di quello che è tutto il sito archeologico, ma già si vede tanto, già si vedono i menhir, già si vedono le coppelle votive, già si vedono qualche altarino, si vede molte strutture, insomma si capisce che è un sito archeologico importantissimo che è stato sottovalutato e non valorizzato per anni. Quindi ancora grazie a Marco che mi sta riprendendo, ai ragazzi di Archeosarrabus, a Martino, a Limen e a tutti i volontari extra che si sono aggiunti in questa giornata e, come si usa dire in sardo, a trabotas. E quanto è bello stare tutti insieme. Bellissimo, bellissimo, una giornata meravigliosa di marzo. Ripeto, fronte e mare, bellissimo e tutti quanti, chi ha tempo, chi ha una giornata libera, è ben accetto per valorizzare e diffondere la cultura sarda che è il nostro patrimonio. Ciao a tutti, Fabio. grazie a voi. È una bella saltizia. Sto zitto, non dico niente. È vero. In prima persona. Allora, sta bella cosa che si offende. Grazie. Ma piange secondo me? Vabbè, vicino a casa mia. Ciao, mo incominciamo. Non è che vi potete appartare così, te con sta cosa, che sta nel confine della miniera, comprendi? Dove trovare un nickel, dove trovare un argento, dove trovare un cristallo, su che tipo di pietra trovi l'argento, su dove non la trovi, queste cose ti dovevi portare in miniera e mostrartele in miniera. Questo panino è buonissimo. Quello è fondamentale. Sedetevi, vero Crispo? Sedetevi, non si mangia i piedi, sedete. Miccio.